caloroso saluto al pubblico di Telefriuli, ben trovate e ben trovati all'appuntamento domenicale con lo sguardo dell'anima. Il tema al centro della puntata di oggi è dettato da quello che potremmo chiamare il calendario ecclesiale, perché domani, lunedì 18 gennaio, si apre infatti la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Qualcosa di lontano per il nostro territorio, dirà qualcuno, ma in realtà si tratta di un appuntamento molto sentito perché diverse, numerose sono le confessioni cristiane presenti nella nostra regione e dunque anche nella nostra diocesi. E se in una città come Trieste, storicamente crocevia di culture, di popoli e dunque di religioni, la pluralità religiosa e di fedi si intuisce anche dal profilo della città, forse a Udine è un po' più difficile immaginarlo. E allora è proprio questa l'occasione per saperne un po' di più, per scoprire quali sono le confessioni appunto presenti in città e sul territorio della diocesi. Mio compagno di viaggio è come sempre Don Daniele Antonello. Don Daniele, buongiorno, ben trovato come sempre allo sguardo dell'anima. Ciao Anna, una buona domenica a te e anche a tutti i telespettatori di Telefriuli. Un tema molto particolare, molto interessante. Assolutamente sì, che magari così rimane un po' in ombra talvolta, no? Rispetto a quelle che sono le nostre comunità cristiane, però è bello poter condividere questo tempo, soprattutto perché in realtà è una tematica davvero antica, potremmo dire, per quanto riguarda, ecco, l'unità dei cristiani, se non altro perché pensa che è già stata voluta dal 1908 da padre Paul Watson, un americano che è nato e cresciuto nella chiesa anglicana, che poi si è fatto cattolico, ha aperto una comunità religiosa ed è lui che ha proposto proprio questa settimana, dal 18 al 25 di gennaio, perché è in concomitanza con due celebrazioni importanti per quanto ci riguarda. Da una parte la cattedra di San Pietro e che va a concludersi con invece un'altra festa molto importante che è la conversione di San Paolo, per cui due pilastri della Chiesa antica che in qualche modo possono diventare anche, permettimi il termine poco ecclesiale, gli sponsor di questa settimana di unità dei cristiani. E indubbiamente degli sponsor davvero efficaci e come appunto tu dicevi, come spesso accade, muove dall'intuizione, no, di una persona, e proprio questa settimana continua a camminare anche sulle gambe delle persone, dalla volontà di incontrarsi, come vedremo proprio oggi. Eh sì, decisamente avremo degli ospiti davvero molto interessanti e soprattutto scopriremo la bellezza del sentirsi cristiano, anche magari in maniera talvolta un pochino diversa. Però adesso, come sempre, come facciamo ogni domenica, accendiamo i riflettori su questo tema attraverso la scheda che ci ha preparato Giovanni Lesa. Dal 18 al 25 gennaio 2021 le confessioni cristiane celebrano la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Fedeli cattolici, ortodossi, protestanti riflettono e pregano per valorizzare i punti d'incontro delle loro pur diverse tradizioni e ritualità, unite nella fede in Dio Padre, in Gesù Cristo e nello Spirito Santo. Una fede che, per le tre grandi confessioni, scaturisce dal battesimo. Oltre alla maggiore e tradizionale presenza cattolica romana, nel territorio dell'Arcidiocesi di Udine vivono fedeli di altre confessioni cristiane, spesso immigrati da altre aree d'Europa e del mondo. Nella sfera delle chiese riformate, di matrice cosiddetta protestante, in Friuli trovano spazio la Chiesa Evangelica Metodista, le cui nazionalità prevalenti sono italiana e ghanese, e la Chiesa Avventista del Settimo Giorno, di provenienza prevalentemente ucraina o rumena. In Friuli sono presenti anche alcuni gruppi di cristiani ortodossi. Il principale, in termini numerici, è costituito dai fedeli della Chiesa ortodossa rumena. Molto significativa anche la presenza della comunità russa e ucraina e della Chiesa serbo-ortodossa. Tutti questi gruppi, afferenti al grande mondo delle chiese ortodosse, si riuniscono in vari luoghi di culto in città a Udine. Non dimentichiamo che accanto ai cattolici di rito romano, in città sono presenti anche due comunità cattoliche di rito orientale. Ma è possibile che le tante sfaccettature dell'unica fede nella Trinità possano trovare dei punti di incontro nella preghiera o nella carità? In quale forme ciò è possibile?
Stiamo parlando questa domenica della questione riguardante l'unità dei cristiani. Abbiamo appena ascoltato dalla scheda del nostro caro Giovanni Lesa alcuni approfondimenti che riguardano proprio la settimana che stiamo iniziando. Ma insieme con noi quest'oggi abbiamo due ospiti, è davvero un piacere avere qui su Telefriuli con noi innanzitutto il pastore Marco Casci, che è pastore del mondo valdese metodista. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Allora, chi sono innanzitutto le persone che frequentano la vostra chiesa qui a Udine? La chiesa metodista di Udine è una chiesa molto eterogenea nella sua composizione. È formata infatti da persone appartenenti a qualsiasi classe sociale e a diverse etnie, come in particolar modo quella ghanese, africana ghanese al proprio interno come maggioritaria. Ecco, parliamo proprio di unità dei cristiani e quindi a proposito di questo è importante tenere presente un pochino qual è il dialogo che si instaura tra le varie chiese del mondo cristiano. Qual è, secondo lei, la possibile fecondità di dialogo tra le varie confessioni cristiane? Intanto è necessario che un dialogo venga preso sul serio a livello ecumenico, probabilmente anche lavorando sulle strutture che il dialogo fino ad oggi lo hanno mantenuto. Il dialogo di base, diciamo che non ha vissuto particolari momenti critici, ma a livello di vertici è indubbio constatare che qualche problema c'è stato. Probabilmente far riferimento alla storia apostolica dei primi secoli della Chiesa potrebbe aiutare, ovvero tornare ponendo la Bibbia al centro del nostro dialogo, ad un confronto che non sia tanto tra persone ai vertici, ma un confronto assembleare come nei primi concili davvero ecumenici delle chiese accadeva, potrebbe essere un proficuo frutto di questo dialogo ecumenico. Beh, naturalmente all'interno dei vertici però ci sono dei momenti anche importanti di dialogo. Certo, il tentativo c'è sempre stato. Pensiamo soltanto per esempio alla visita nel 2015 di Papa Francesco nel Tempio Valdese di Torino. Ecco, lì ha affermato che uno dei frutti del lavoro ecumenico è la riscoperta della fraternità. Che significato ha avuto per voi proprio questa visita del Papa a Torino? Nel 2015 ero presente appunto in quel tempio e abbiamo accolto come mondo protestante italiano, valdese ma non solo valdese, con molta gioia, con molta gratitudine questo evento. Come sicuramente chi ha conosciuto la biografia di Papa Francesco sa o dovrebbe sapere, Papa Francesco conosceva già i valdesi, essendo stato vescovo in Argentina ed essendoci anche a Rio della Plata una presenza cospicua di protestanti valdesi. Quell'incontro particolare ha assunto un significato simbolico molto forte per la cristianità, perché si è passati dagli anatemi, dalle scomuniche che dal Concilio di Trento 1545 in poi erano stati emessi appunto dalla parte formantesi cattolico-romana, a un gesto simbolicamente rilevante, perché per adesso solo di questo si tratta, del simbolo simbolicamente rilevante per ciò che concerne l'apertura all'altra parte della cristianità, in questo caso quella protestante, che vada al di là delle scomuniche, ma ampiamente al di là, fino al riconoscimento dell'altro come fratello e sorella cristiano e cristiana.
Ecco, grazie al pastore Marco Casci, insomma, per queste testimonianze importanti che certo hanno anche dei risvolti ovviamente simbolici. Speriamo che nel corso del tempo, e ci vuole ovviamente molto tempo per poter vivere un dialogo, ecco, già questo magari anche tra di noi può diventare proprio un inizio. Ma tra noi questa domenica abbiamo qui su Telefriuli anche il mondo invece ortodosso, in particolare da Trieste è arrivato qui a Udine da noi padre Dusan Djukanovic, che rappresenta proprio il mondo cristiano serbo-ortodosso. Ecco, buona domenica e buongiorno Buona anche domenica, a lei. buongiorno a tutti. Allora, chi sono invece le persone che frequentano la vostra chiesa, qui nel territorio non soltanto di Udine, ma potremmo dire della nostra regione? Le persone che frequentano la nostra chiesa a Udine provengono da diverse parti dei Balcani, ma si identificano tutti come serbi ortodossi. Le chiese ortodosse sono chiese nazionali, vale a dire autocefale, unite nella fede e nella comunione liturgica. I nostri fedeli qui sono nuclei familiari che si sono stabiliti in Friuli, hanno le abitazioni proprie, lavori stabili, i figli frequentano varie scuole, sono persone ordinarie, in gran parte cittadini italiani. Secondo le fonti, i primi slavi si stanziarono in questi territori su invito del patriarca di Aquilea intorno all'anno 1000. Essi fecero dei territori lasciati deserti e devastati dalle diverse invasioni la loro casa. Ecco, anche tra i cattolici ha suscitato davvero grande sgomento, soprattutto in quell'anno, nel 2015, il martirio di 21 ortodossi copti da parte dell'ISIS. Quanto le persecuzioni possono far nascere dei sentimenti di solidarietà tra cristiani? Fin dagli albori del cristianesimo il martirio è stato la più autentica testimonianza della fede. Molte volte durante la storia si sono verificati episodi come quello del martirio dei nostri fratelli copti anche in tempi recenti. Ad esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale nei territori dell'ex Jugoslavia sono stati assassinati 544 tra vescovi, sacerdoti e monaci della Chiesa serbo-ortodossa ad opera di comunisti, nazisti e Ustascia, secondo l'archivio del Patriarcato di Belgrado. È inoltre ben noto che sempre nello stesso periodo furono confinati in alcuni monasteri in Serbia il patriarca Gavrilo Dožić ed il santo vescovo Nikolaj Velimirović e successivamente trasportati nel campo di concentramento di Dachau. Questi episodi della storia contemporanea sono purtroppo quasi sconosciuti all'infuori dei territori nei quali si sono verificati. Quindi sì, le persecuzioni possono sicuramente far nascere un sentimento di solidarietà fra i cristiani a patto che vengano ricordate, discusse e sentite. Padre Dusan, grazie anche per questa testimonianza, perché effettivamente il martirio da sempre è stato un elemento importante. Anche noi nella Chiesa Cattolica celebriamo costantemente anche i primi martiri e non solo, insomma, coloro che nel corso del tempo hanno versato il loro sangue per Gesù. Ecco, una bella testimonianza davvero, ma a questo punto noi ci dobbiamo fermare per un attimo, ci fermiamo per la pubblicità, ritorneremo tra poco con la nostra Anna per poter continuare questo approfondimento riguardante l'unità dei cristiani. A tra poco. Eccoci di nuovo in trasmissione, siamo allo sguardo dell'anima e oggi al centro della nostra trasmissione c'è il tema dell'unità dei cristiani, perché da domani appunto inizia questa settimana di preghiera per tutta la Chiesa. Insieme a noi per parlare di questo tema c'è il responsabile del servizio per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Udine, il diacono Marco Sorando. Marco, buongiorno e buongiorno a voi bentrovato. tutti e buona domenica. Ecco, vediamo,
perché si celebra questa settimana di unità dei cristiani? Dopo secoli di incomprensioni, di lotte, di recriminazioni tra le varie confessioni cristiane, è sorto un paio di secoli fa un movimento spontaneo di preghiera per l'unità dei cristiani, che ha avuto il suo punto più alto, come abbiamo sentito da Don Daniele, nel 1908 con questo ottavario di preghiera. Da allora sono cambiate molte cose, è cresciuta la conoscenza dell'ecumenismo e anche il senso ecumenico tra i vari cristiani. Per noi è stato un passaggio fondamentale poi il Concilio Vaticano II, che ha sancito l'ecumenismo come uno dei temi importanti per la Chiesa per riflettere nella sua storia. E dal 1968 viene celebrata questa giornata per l'unità dei cristiani su un testo concordato tra le varie chiese. E questo testo che viene poi diffuso in tutto il mondo, quindi questa preghiera è comune a tutto il mondo, su un testo elaborato ogni anno da un diverso paese, da una diversa comunità religiosa, con l'appoggio e il sostegno delle chiese riformate, ortodosse e cattolica. E al di là di quelle che possono essere le differenze liturgiche, teologiche, le prassi pastorali, ci riconosciamo tutti figli dello stesso Padre e fratelli in Cristo, per cui ci troviamo per pregare, ascoltare la parola e per rafforzare il nostro credo comune. Ecco, il tema di quest'anno della settimana di preghiera è tratto dal Vangelo di Giovanni: rimanete nel mio amore, produrrete frutto. Ecco, che cosa proporrà l'Arcidiocesi di Udine quest'anno? Ecco, la nostra arcidiocesi già dal 1968 celebra ogni anno questo momento di preghiera, che nel tempo si è arricchito con la partecipazione anche di altre chiese, specialmente quelle che vengono dal mondo ortodosso. E ogni anno ci troviamo a celebrare, a pregare e a riflettere in una chiesa diversa per questa comunione fra le nostre chiese. Quest'anno, per i motivi legati alla pandemia, non sarà possibile fare una celebrazione in presenza e quindi, nel rispetto delle regole sanitarie e per amore nei confronti nostri, dei nostri fratelli, faremo una trasmissione via YouTube, sul canale YouTube, trasmissione che andrà sul sito diocesano e che poi sarà condivisa dalle altre chiese. Ma non solo, già da alcuni anni ci troviamo insieme per la celebrazione della giornata del creato, che faremo anche quest'anno nei modi e nei tempi che ci saranno consentiti, e magari qualche altra iniziativa. Tutto questo per cercare di portare frutto. Ecco, dunque la tecnologia e i media irrompono anche in questa settimana dei cristiani. Ecco, prima di chiudere la nostra trasmissione, ecco, al di là delle proposte di questa settimana, qual è l'atteggiamento ecumenico per un cristiano? Diciamo che partiamo dalla definizione di ecumenismo: movimento che mira a superare le differenze fra le diverse confessioni cristiane per recuperare i valori comuni della fede. Possiamo dire che ci sono 3 livelli di ecumenismo: uno che sta a monte, che vede impegnate le gerarchie; uno che sta più a valle, quello che vede impegnate le comunità locali, in quello che potremmo chiamare l'ecumenismo della porta accanto, l'ecumenismo che nasce dal basso, e quello che vede impegnate le singole comunità, che vuol dire l'accoglienza fraterna all'interno delle singole comunità. Potrebbero sembrare 3 piani diversi, ma come dice il profeta Isaia, ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno. Perché, come dice l'angelo Maria nel Vangelo di Luca, nulla è impossibile a Dio. Ecco, su queste bellissime parole non possiamo che ringraziare Marco Soranzo per essere stato con noi. E dunque io lascio la parola a Don Daniele Antonello per le considerazioni finali.
Eccomi Anna, sono rientrato anch'io. Beh, insomma, devo dire un approfondimento davvero interessante quello di questa domenica, anche un po' alto, talvolta. Certo, che ci restituisce anche uno spaccato forse per molti inedito di quello che è il nostro territorio. Ecco, l'abbiamo sentito, i cristiani sono divisi su molti aspetti, ma ci sono dei temi unificanti e degli aspetti, dei momenti unificanti. Uno di questi è la preghiera del Padre Nostro, insegnata, come sappiamo bene, da Gesù in persona. Ecco, cosa può significare per noi oggi recitare insieme questa preghiera? Ma penso sia qualcosa di molto importante, perché effettivamente il Padre Nostro è componente essenziale del dialogo ecumenico, è la preghiera che Gesù ci ha consegnato come cristiani, è la preghiera che in realtà dice di uno stesso Padre. Lo chiamiamo tutti Abba, Padre, e soprattutto ci aggiungiamo il nostro, per cui non è il mio, ma il soggetto è la comunità dei credenti, il popolo di Dio intero. Quindi questo soggetto che prega al plurale, dove diventa un noi davvero importante per quanto riguarda una coscienza anche interiore, e che però si indirizza ad un unico Dio. Ecco, questo è il concetto principale che ha a che fare forse proprio con la preghiera del Padre Nostro e contemporaneamente anche di questo dialogo che possiamo tessere proprio tra cristiani, riconoscendoci un unico popolo. Pensa che nel III secolo uno dei padri della Chiesa, San Cipriano, nel De Oratione Dominica, dice: il Padre Nostro è per noi una preghiera pubblica e comune, e quando preghiamo non preghiamo per uno soltanto, ma per tutto il popolo, perché tutto il popolo è uno. Allora questo rapporto che noi possiamo tessere con Dio nostro Padre diventa davvero rendimento di grazie e lode a Dio, anche per i piccoli passi che si riescono a fare costantemente e che speriamo un giorno possano ricondurre davvero ad un'unica Chiesa. Ecco, come proprio tu dicevi, riferimenti alti, abbiamo visto anche insomma, che ci fanno andare i padri della Chiesa, e quindi è un momento di approfondimento significativo. C'è un altro elemento molto importante, forse direi il principale, che accomuna tutte le confessioni cristiane, che è quello della carità. Ecco, da dove nasce questa tensione comune? Ma direi che nasce dallo stesso Gesù, che ci insegna ad essere compassionevoli l'uno dell'altro, e quindi la testimonianza cristiana non può che passare attraverso la dimensione della carità, che diventa davvero qualcosa di molto importante, perché è proprio dove c'è un essere umano che soffre, è proprio dove c'è una situazione in cui viene calpestata la dignità delle persone, dove c'è ingiustizia, dove c'è schiavitù, dove ci sono ineguaglianze, che allora i cristiani di tutto il mondo possono fare tanto. Pensa che a proposito della dimensione della carità e soprattutto anche della tensione ad incontrare il popolo cristiano, mi è venuta in testa una delle persone che sicuramente insomma tanti conoscono, se non altro perché è stato appena pubblicato il film riguardante la sua biografia di vita. Chiara Lubich, fondatrice del movimento dei Focolarini, cercava di tessere la dimensione dell'unità tra i cristiani anche attraverso la dimensione della carità. Una delle sue frasi più famose dice che tutti siano uno. Per queste parole siamo nati, per l'unità, per contribuire a realizzarla nel mondo proprio attraverso la dimensione dell'amore. Ecco, queste sono parole davvero importanti che dovrebbero fare da riferimento sempre. Bene, Don Daniele, anche il tempo di questa nostra domenica insieme è concluso. Diamo la linea alla Santa Messa che viene celebrata in cattedrale a Udine, e quindi in questa giornata, in queste riprese così ventose oggi, non possiamo che salutare il nostro pubblico davvero calorosamente. È il soffio dello spirito, Indubbiamente. Bene, buona domenica a tutti e ci rivediamo domenica prossima. Ciao. Arrivederci a tutti.